Ciao a tutti, siamo sulla cima della Torre d'Alleghe, saliti per la via Pierazzo con Varante Basiotto. Se vuoi girare verso di là, vediamo anche qualcuno sulla cima della Torre Coldai. Altre cordate facevano la terza rocchetta, come vengono chiamate le tre rocchette qui in civetta. Verso valle si vede ancora qualcosa, il lago di Alleghe. Girando verso ovest il rifugio Tissi, lo spigolo nord della Torre di Valgrande, a sinistra ci sono le fessure Carlesso, una cordata impiegata anche là, ed infilata alla parete nord-ovest del Civetta, che si sta coprendo in questo momento. Saluta. Eccoci qua, mezzogiorno in punto, dalla Torre d'Alleghe accendiamo il fumogeno e ci spostiamo. Come vedete c'è abbastanza nebbia tutto intorno. Non dire paura, sì. Ancora su di Chiarano, guarda tuo amico Bonato e Chiarano. Ragazzi, ma sei tutti duri in bocca. All'ingegnere fare foto.
Ministro, buongiorno, sono Umberto Martini, Presidente. Come sta? Ben arrivato, complimenti, bravissimo e la ringrazio di essere presente alla manifestazione. È un simbolo importante che speriamo sia l'anticipo di un rinnovato rapporto con l'autorità costituita. Ho fatto un terzo di 150 anni ormai. Bene, benissimo. Complimenti. Che tempo fa in cima al Paterno? No, adesso è un po' rumoroso, un po' freschetta, ma va male. Bene, allora un salutone a tutti, un abbraccio, qui c'è tutta Agordo schierata che saluta e il rimbombo dalle altre cime sta arrivando. Grazie ancora signor Ministro. Grazie Presidente, grazie. Vediamo, arrivederci. Un saluto intanto tecnico da parte mia, Massimo Doglioni insieme a Fabio Vigo, Pier Antonio Gris e poi di Lorenzo Roberta, perché abbiamo allestito quest'area tecnologica che adesso andremo a spiegarvi. Ora, sostanzialmente la parte principale è quella di aver voluto creare una sinergia fra l'evento alpinistico, la salita alle 150 cime, con la struttura tecnologica che recentemente è stata allestita in 25 rifugi dolomitica. Abbiamo cercato appunto di creare queste connessioni proprio per dimostrare la potenzialità e la validità dello strumento comunicativo legato al collegamento satellitare che ogni rifugio oggi può avere e accedere. Infatti, come potete vedere, noi abbiamo, per una questione di comodità, creato dei canali di comunicazione per ogni tipo di inviato. Avevamo 20 inviati, ognuno ha scelto un canale di comunicazione e ha inviato dei piccoli filmati da 1 o 2 minuti man mano che dalla partenza all'arrivo salivano appunto alla vetta. Questi filmati sono stati archiviati all'interno delle loro cartelle e man mano noi vi stiamo mostrando per comodità in senso cronologico, anche se, come potrete vedere, è possibile collegarsi in diretta, cioè loro trasmettono e vedere direttamente. Vi do la parola un attimo a Pier Antonio Gris, che vi spiega un attimo che cos'è questa parabola satellitare, poi ci sarà Fabio che dirà un attimo che cosa è avvenuto dal punto di vista tecnologico attraverso internet, cosa è stato costruito, e poi ci saranno i nostri rappresentanti che saluteranno e daranno il loro contributo. Qui siamo a Rifugio Torrani, poco sotto il Monte Civetta. Io sono Diego Della Giustina, presidente della sezione. Di fianco a me c'è Lorenzo Donadi, ispettore del rifugio. Abbiamo purtroppo l'impianto satellitare che non funziona, per cui stiamo tentando un collegamento via telefonino. Siamo qui come tutti quanti per le 150 cime, ma non solo, anche perché quest'anno il rifugio Torrani compie 75 anni, quindi per noi del CAI di Conegliano una ricorrenza particolare. Quindi più avanti avremo la Santa Messa alle ore 11 e tenteremo altri collegamenti. Bene, allora siamo qui di nuovo dal rifugio Torrani. Io sono Diego Della Giustina, presidente della sezione, con me di nuovo Lorenzo Donadi, ispettore del rifugio, Alberto Diana, vice president, e il mitico Venturino De Bone, che è qui gestore di questo nido d'aquila, che è il nostro orgoglio della sezione di Conegliano. Orgoglio sia lui come gestore, ma anche ovviamente la sua struttura. Venturino, dici qualcosa? Ti piace star qua? Star qua sì, se il tempo fosse un po' migliore. Ogni
tanto si sta in mezzo alle nuvole, ma a lui piacciono le nuvole, tanto è vero che una delle sue vie più famose qui sulla Codovest è nuvole barocche. È arrivato anche il sacerdote con cui celebreremo la messa per i 75 anni del rifugio Torani. Adesso stiamo aspettando gli ultimi nostri soci che stanno salendo per la normale. E che altro dire, Venturino, tu hai qui anche la famiglia, c'è qui siamo in tre, c'è la bimba. Ieri l'hai portata in cima per la prima volta, 6 anni scarsi. E quindi anche lei diciamo ha raggiunto le 150 civetta per le 150 cime. Peccato per la giornata perché ieri era fantastica. Speriamo che le nuvole si alzino e ci lasciano spazio al sole. Ci vediamo più tardi, ciao a tutti. Tutti qua! C'è. Anche sì, anche a tua. Dai che ci vedremo tutti. Dai che sono in streaming. A mezzogiorno in punto. Sì, ma il vento non lo butta in alto, porco cane. Ciao a tutti, Caieste, in partenza alla Forcella Cibiana per il Sassolungo di Cibiana. Caieste Sassolungo di Cibiana. Siamo in direzione. Caieste 150esimo verso il Sassolungo di Cibiana. Ah, yeah! Este da Monterite Sassolungo di Cibiana. Come siamo? Siete pronti? Ok, vai. Alpinismo giovanile Caimestre, pronti all'attacco della ferrata, tutti carichissimi, fino in fondo. Giornata stupenda. Alpinismo giovanile del Cai di Mestre, a pochi passi dalla cima. Ciao! Eppure così lontano. Ciao belli! Ci siamo! Ci stiamo quasi arrivando. Manca pochissimo. Manca pochissimo. Ecco qui le cordate dietro di noi che stanno arrivando. I ragazzi sono stati fantastici. Hanno fatto la giornata in maniera egregia. Speriamo che si liberi il cielo. Fermi. L'alpinismo giovanile Cai Mestre è in cima alla Tofana. Ciao a tutti! Cai Mirano, sezione Alberto Azzolini, pronti al piano dei Fiacconi per salire a Punta Penia. Adesso è un po' chiuso, abbiamo il presidente, il direttore della scuola Antonello Leonardo, un po' di ex corsisti. Prendi Gagliardetto. È uscito anche il sole. Pronti a partire? Siamo quasi pronti per partire per questo 150esimo. Siamo onorati di poter salire la Marmolada. Grazie alla scuola di alpinismo e sci alpinismo Antonello Leonardo del Cai Mirano.
sezione Alberto Azzolini. L'altro nostro gruppo sta salendo il Mulaz con 50 soci e parecchi ragazzi. Sempre Cai Mirano, alla base del ghiacciaio della Marmolada, siamo pronti a partire, legati in cordata. Siamo 25. Cai Mirano, finalmente in cima, siamo riusciti a trovare un po' di segnale, sperando che arrivi filmato perché qua, come vedete, il tempo insomma è un po' inclemente. Buongiorno a tutti dal Rifugio Padova, Domegge, Val di Toro. Un augurio al CAI per i suoi 150 anni di cammino, sempre splendente e sempre all'avanguardia. Oggi per gli alpinisti che passeranno stiamo preparando delle costicine al forno con il Charrier, strudel, un pasticcio con i porcini. Vi do una news, finalmente quest'estate stanno buttando di nuovo i funghi che non ci sono stati. Un saluto particolare al presidente generale del CAI e un ringraziamento per tutto quello che fanno per questi presidi di montagna per i rifugi alpini. Grazie. Qui sempre scuola Sergio Nen che sta salendo il campanile San Marco. Si sta un po' annuvolando. Manca poco la vetta, piove un po'. Ciao! Una ripresa di uno dei pochi chiodi in via. Sarà anche stufo di avermi qua in sosta. Stiamo cercando una fessura. Si gira! Cima campanile San Marco. Un'ora di ritardo ragazzi, mi dispiace ma qua qualche tempo. Le condizioni non sono delle migliori. E inquadra la campana che De Vivi vuole vedere se è messa bene. La campana è lustra. Senti, sentiamo. Dai. Mamma mia. Il suono è pulito. Ci apprestiamo a far festa con il fumogeno. Non so quanto si vedrà ad Agordo. Sezione del CAI di Vigo di Cadore. Il gruppo è in salita verso Cima Brentoni, che vediamo in alto. Linda, com'è questa gita? Bella, sono contenta di partecipare a questa manifestazione per i 150 anni del CAI. Adesso stiamo arrivando, speriamo che ci sia bel tempo in cima, che così si possano vedere i vari pennacchi che spareranno in giro. Grazie Linda per il commento. Ciao. In cima non ci sono nuvole. Stranamente per Brentoni. Buongiorno. Presidente. Manuela, sezione del CAI di Vigo di Cadore. Il gruppo sta raggiungendo la porcella dei Brentoni.
La coda del gruppo, buongiorno. Chi va piano va sano e va lontano. I primi invece sono già molto avanti. Adesso andiamo a recuperarli. Il Cadore, parla il presidente. Ciao, siamo quasi all'attacco di Porcella Brentoni per la cima, contiamo di arrivare intorno alle 11. Tanti saluti dal CAI di Vigo a tutte le altre sezioni. Sentiero, il dislivello che ci siamo lasciati alle spalle e partiamo verso la Porcella e la cima. CAI sezione di Vigo di Cadore, abbiamo raggiunto la vetta. Ho detto che chi te la pagava fuori. Salita un po' faticosa, ma valeva la pena. Chi che non ha la maglia del CAI, intanto gliela presto. Fotoreporter, Laura. Un po' di foschia, ma poca. Presidente? Siamo in cima. Contento? Contentissimi. Salita meravigliosa. Perfetta. Laura ha visto la maglia? Allora si magna. Silvia, la più giovane del gruppo. Marco, scusa, ti una... Guarda che bella foto. CAI Vigo di Cadore. Lato del Fumogeno.